Questa fa male, questa fa male. Purtroppo non si può esultare sempre ed è giusto che non si possa esultare sempre. Però penso che mai come oggi dura lex sed lex. La legge è dura, ma è la legge. Ed è così. Se tu non concretizzi, non vinci. Se tu non segni, non vinci. Ed è inutile appellarsi, intanto adesso Suleiman ha tentato il tiro, però tanto ormai la partita è finita. Stavo dicendo, è inutile appellarsi magari al gol di Goldaniga, perché al Sassuolo ne è stato annullato uno qualche partita fa per molto molto meno. Gliene è stato annullato uno che gli sarebbe valso come minimo il pareggio, se non addirittura la vittoria. E tralasciando sul fatto di quanto possa essere anticlimatica questa regola, ma quello è un discorso a parte su cui si potrebbe parlare per ore. E tralasciando il fatto che, per quanto io capisca la regola, non è perché mi voglio appellare a questa cosa, Però personalmente quello di Goldaniga non mi sembrava fuori gioco, vista che la spalla, che è l'elemento su cui si basa il giudizio, visto che è un elemento di gioco, tecnicamente era dietro la linea e oltre c'era il braccio, che non è un elemento di gioco, perlomeno credo, poi chi ne sa più di me mi corregga tranquillamente. Però la vedo difficile che quella fosse fuori gioco, ma lo dice uno stolto, una persona che il calcio lo guarda e non lo mastica, per carità. Ma tralasciando questo, questa fa male per il semplice motivo che, per come abbiamo approcciato la partita, il primo tempo che ho visto eh, in televisione, il primo tempo del Cagliari è stato un primo tempo della Madonna. Non mi vergogno a dirlo, mi ha fomentato questo Cagliari. Con tutto il rispetto per il Verona, ovviamente l'avversario era quello che era, specialmente poteva essere, poteva subire anche le varie vicissitudini, le varie notizie che sono uscite negli scorsi giorni. Però era un avversario che comunque presumibilmente lotta per il tuo stesso obiettivo e vederti scendere in campo così ti galvanizza, ti fomenta. Nandez sulla fascia destra ha fatto sfracelli dopo la scorsa partita in cui ha lasciato un po' a desiderare. Oggi nel primo tempo Nandez ha fatto veramente il solco su quella fascia. C'era Terracciano che era disperato. Non siamo riusciti a capitalizzare. Perché oltre il primo gol non abbiamo concretizzato effettivamente nulla. Parlo semplicemente di tiri in porta, non di tiri. E il calcio è così, vince chi tira di più in porta. Purtroppo è così. Dura l'ex, sed l'ex. Per questo a me brucia. Per questo a me brucia tantissimo. Tra l'altro, Macumbu, tu che sei già ammonito, perché fai quel fallo in un momento della partita relativamente tranquillo? Quel fallo di quell'entità e ti fai espellere? Perché poi il secondo tempo del Cagliari, per forza di cose, è stato condizionato da questo episodio. E parliamoci chiaro, il secondo giallo ci stava tutto. Tutto. Perché è più che legittimo. Io non mi arrabbio per il fatto che sia stato espulso, ma mi arrabbio per il fatto che non doveva succedere, non in quel momento di partita, perché poi è stato fondamentale. Nemmeno 30 secondi dopo, penso 15 secondi dopo abbiamo subito il gol. Gol su cui secondo me Scuffè ha molte, molte colpe.
sicuramente aveva completamente la visuale oscurata, secondo me, perché non ha accennato il minimo tuffo, secondo me non ha visto proprio la palla partire. Però non posso nemmeno colpevolizzare Scuffè, perché nelle ultime partite si sta rivelando uno dei migliori. Ha fatto certe parate, inclusa quella di oggi su Djuric e non mi ricordo quella dopo su chi era, fenomenali. È un portiere che a me trasmette sicurezza, Scuffè, e non lo colpevolizzo di certo per quel gol subito, perché è stata un concatenamento di eventi che ha portato poi a subire quel gol. Bisogna concretizzare, perché la partita oggi era alla portata, il Cagliari nel primo tempo l'ha dimostrato. Il problema è che anche a Baia non morde. Facciamo i grossi, ma alla fine la ciccia non c'è. Manca la concretezza, non mi stuferò mai di dirlo. Manca la concretezza e possiamo avere giovani dal talento cristallino quanti ne vogliamo. Possiamo avere 100 Ristagno in campo, possiamo avere 100 Lumbo. Tra l'altro Ristagno tanta roba. Ristagno continua a dimostrarsi tanta roba. Uno dei pochi che riesce a dribblare, che riesce a tirare a giro, non c'entra lo specchio della porta per carità, perché nessuno lo c'entra là dentro, però almeno abbiamo un altro ragazzo di fantasia là davanti che può dare una grande mano. Tra l'altro da citare perché va citato il palo praticamente a partita iniziata da poco di Prati, un palo ancora sta a tremare secondo me qua la porta. Tu puoi avere anche 100 ristagno, ma se non segni non vinci. Ed è lì che bisogna andare a operare a gennaio. Bisogna prendere una punta che segni. Perché per carità, Pavoletti ci sta facendo godere come poche cose al mondo. Però non si può accampare così. Per quanto possa essere bello vincere le partite al 94esimo con un gol de rovesciata di uno che i piedi non sa manco come sono fatti, è fantasmagorico, ma non deve essere la normalità e non dobbiamo scambiarla per tale. Attenzione, Pavoletti, vogliamo tenerlo? Sapete come la penso. Mi sono pure stufato di ripeterlo. E mi va bene tenerlo anche come primo panchinaro. Perché ci sta, Pavoletti come primo panchinaro ti sta dimostrando di poter spaccare le partite. Ma se tu là davanti non segni, anche quell'abilità che ha Pavoletti, non è che ce l'ha ogni partita, non è Cristo sceso in terra. Tu hai bisogno di sicurezza là davanti ed è là che bisogna andare a operare nel mercato di gennaio. Altro da dire non ce n'è, secondo me. Tipo, io non ritengo logica la sostituzione di Lapadula. Nel senso, io amo alla follia Lapadula come attaccante. Però in quel momento non ho trovato il senso logico di farlo entrare in campo. Perché sì, avevamo bisogno di una punta. Se non mi sbaglio, stavamo ancora sull'1-0. Potevamo essere un po' più offensivi anche sul 10 contro 11. Però era lui la tipologia di attaccante che serviva in quel momento di partita? Perché, con tutto rispetto, comunque la Padula non è un attaccante con un enorme dinamismo. E ehm, coso Ristagno nel primo tempo ha fatto vedere come la difesa del Verona soffrisse molto la velocità, soffrisse molto l'agilità. Quindi non ho ben capito il cambio che è stato fatto. Certo, anche Luvumbo che è molto agile e molto veloce nel secondo tempo ha fatto quello che ha potuto, però lì già era una situazione diversa, perché comunque il Verona stava già giocando in superiorità numerica e ha potuto affrontare i pericoli del Cagliari con maggior sicurezza. Io purtroppo oggi sto male. Questa è una sconfitta che a me personalmente fa stare molto male. Ripeto, con tutto il rispetto per i tifosi del Verona, ma in primis contro chi abbiamo perso mi fa male? Contro una diretta concorrente, che è sempre una cosa da tenere conto, perché poi gli scontri diretti varranno a fine campionato. Secondo per il modo,
terzo perché abbiamo perso dimostrando di poter essere largamente superiori. Questa è la cosa che proprio mi fa più rodere il culo. E ovviamente questa è la mia opinione, però sono molto molto curioso di sapere anche la vostra opinione, quindi fatemela sapere qua sotto nei commenti. E detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.